Eccoci qua, che bello, Desiree. Ben trovati. Ma Desiree, è bellissimo veramente stasera, Desiree. Cosa? Il grembiule. Ah, grazie. Partiamo subito a cucinare. Dai, partiamo perché subito. Le nostre ascoltatori e i nostri ascoltatori vogliono cucinare. Che ci prepari oggi? Un saluto veloce alla mia camera. Ma non c'è alla bisogno, tua. abbiamo detto partiamo subito, dai. Anica, quella là. Anica. Così. E un saluto. Allo zio Gianni Ciao, non zio. può mancare. Ciao Allora, zio, oggi ciao. parliamo Allora, Mexico e nuvole, cioè nel senso che faremo delle pietanze messicane. pietanze I tacos, messicane. conosci i tacos? I tacos, certo. Quelli che si fa tacos e puntas. Tacos, Puntas. aspillos. Bravas. Allora, le tacos non sono altro che delle tortillas Ma che mi fa fatte, dire, che mi fa dire? tortillas fatte con la farina. Sì? E poi le andiamo a condire in maniera molto particolare. Ma dimmi una Perché cosa, di- l'impasto è un impasto No, particolare? l'impasto che sì, cos'è non è un generalmente? impasto, non c'è pochissimo lievito, capito? È impasto acqua, farina, lievito niente, aggiungiamo del bicarbonato che è meglio, Ok. così è leggero. Diciamo che potrebbe essere anche una piadina, ma si chiamano tacos. in Va questa bene, parte. allora per la dose a fine puntata ci sono Poi sempre certo, le e chi ricette le con il dovesse- dettaglio di E tutte. chi la dose finale dovesse perdere la didascalia finale se la va a rivedere su Sicilia Su Play. Sicilia Play, Allora esatto. partiamo a fare il condimento di queste tacos. Prendiamo la padella e andiamo a mettere, dammi una cipolla là. Che ne so, dov'è? Là, là, Qua, là, là, tieni, qua, questa, prendi. grazie. Non la prendo perché la signora No. si sporca le mani. E la facciamo così. Così. Bene, quindi cosa fai? Questa cipolla, no, non è grossolana, No, è questa la pezzetti. tagliamo un pochino. Tritata. Perché andiamo a fare un condimento con il chili. Chili. Chi è Chili? Chili Peppers? Chili peppers, Cantanti? sì, bello, sì. Mi dai un po' di olio, mon amore? Ecco qua. Te? C'è il tappo. E l'ho visto. E facciamo soffriggere questo qui. Poi andiamo ad aggiungere la carne macinata. Sì. Però di vitello. Cos'è? Vitello. Yes. Senti, i tacos oggi comunque è una ricetta che è un po'. Certuni la italianizzano, no? Sì, La fanno sì. con. Invece questa è proprio Questa è quella col chili. messicana, no? Proprio col chili. Aggiungiamo. Un po' d'aglio. Sì, l'aglio io gliel'ho messo un po' nella carne, l'ho macerato con la carne, giusto? Ho visto. Perché fatto così non è fino. Ma cos'è? Ah, non è fino, esatto, Per sì. cui lo metto fuori, capito? No. Cioè ho preso la carne, gli ho spizzicato un po' di aglio, così si prende l'aroma Bene. e non vai in soffritto, capito? Sì. E stiamo mandando questo bel tritatone. Beh, quindi fai una sorta di tritato in bianco. Esatto, aggiungiamo, mi dai un cucchiaino? Cos'è questa? La paprika? Yes, una buona dose di paprika. Grazie. Prodotto messicano può sembrare, dice c'è la salsa, invece no, c'è la paprika. C'è la paprika così? Sì, Bene. aspetta un pochino. E ora, Mamma che profumo. senti che profumo? Sì. Quindi cipolla, carne macinata di vitello, abbiamo Brava. detto, e paprika. Poi prendiamo un pezzo del pepperons, così, che è rigorosamente È pulito, non è vero? sporco. Questo diciamo cos'è? la- Peperone. Come si chiama questo? Giovanni, credo che l'hanno battezzato così, come si chiama? Peperone. E facciamo un taglio, questo è Questa è la brunoise. Brunoise, brava, brava Stella, brava. E andiamo a mettere Bene. il peperone di qua così. Una brunoise Di di pomodoro, pepperons. di peperone. Senti che bell'odore che fa. Eh sì, La paprika in messicano proprio, cottura. messicano. Ecco qua. Adesso si sente la paprika. Sì, deve sentirsi. A questo punto Sì? prendiamo un poco di rosemary, Ok. questo siccagnolo. Voglio sfruttare al massimo il sapore del rosmarino. E quindi che fai? Me lo trito.
Ah, lo triti e viene meglio? Lo dito sì, così si sporenzalizza tutto insieme alla sparghita sensazione, capito? Ok, quindi Così. poi E andiamo dietro lo spaghetto. Come vedi sto cercando proprio una cottura particolarissimissima. Vedi? Poi andiamo a prendere i fagioli. i fagioli, senti, questi sono bolliti già. Fagioli neri, bolliti, sì. Allora, li mettete a bagno una notte, poi li cucinate, se non vi piace, come dice lei, va accattato. Andate al supermercato e li comprate, vabbè, anche se per questo i tacos si possono comprare, o no? Scusa, il piacere di farli, puoi mettere. Guarda, No, no, i fagioli neri, dai, comprateli. ecco qua, Supermercato, barattoli. così, brava, brava. Zest, no. Zest. Fai lo zest, veramente? Dai, lo dici così, scusa. Lo dici così. Perché ti volevo dare la soddisfazione di dire sto Dare facendo lo tanta zest. importanza allo zest. Ok. A posto. Togliamo questa parte bianca, sai come si chiama? Trunzo. A noi lo chiamavamo pappa. Senti, ma tu queste ricette internazionali, raccontami un po', dove le trovi? Ma le trovo, Te le le vai a cerco, cercare, lavoro. le In inventi, molti le posti cerchi, ci sono viaggi stato. per il mondo. Per esempio la Spiegami. cucina spagnola, che sono stato tantissime volte in della Spagna, sono quasi tutte ricette, veramente ricette lingua madre, capito? Autoctone. Proprio lingua madre. Bene, un po' di sale. Ora io, E questa per esempio che hai dirò. fatto? L'hai assaggiata, la sei andata sì, a certo, cercare? tacos, e poi mi vado a cercare. Te la vai a cercare. C'è stato un periodo che vicino Palermo aveva aperto un ristorante messicano con il cuoco madrelingua e lì ho imparato. Mi dai quel miele? Questo è un dai, segreto quel miele? che mi ha insegnato questo cuoco. Una forchettina me la dai? Questa del miele? Sì? Guarda, solo così. Scusami, il tacos fa parte lo street street food, food, sì, sì. messicano? Sì. Se invece lo fai siciliano diventa tacos e puntas. A questo punto, sai cosa facciamo? Hai messo pochissimo miele, ho visto. Sì, poco, vero? poco, Proprio deve una essere puntina. proprio una puntina. E dobbiamo addensarlo un attimino. E che metti? Farina? Un po' di Mettiamo farina. un poco di farina Cos'è così. questa? Di semola? Farina di semola, poco così. Andiamo a Allora, creare guarda, con il ricetta liquido. interessantissima, proprio veramente incomincia ad assumere le sembianze di una cosa, Mexico e nuvole. esatto, sì, particolare. Allora, ci va anche un po' di peperoncino. Lo zio Peperoncino? Gianni ci metteva il peperoncino in tutto perché era Lo zio afrodisiaco. Gianni, Pure nel bello. latte lo metteva. Veramente funzionava, zio Gianni, com'è? questo è Dalla un po' faccia non direi di no. Ma lo zio Gianni è stato in Messico, secondo te? È stato in Messico? Da ragazzo? Sì? Con la bicicletta. ci andava. Ma c'ha un po', no, guarda lo zio Gianni, è messicano, guarda. Ma lui è la Ma mamma era secondo me messicana. lui no, è vero o no? La Con quel mamma era baffo messicana. così, no, alla faccia messicana. E guarda qua che Gianni, abbiamo guarda. fatto. Che hai fatto? Ecco, lo vuoi Stretto? assaggiare? Stavolta Ma te lo dico secondo me io, va. sì, dai. Non è che mi fidi molto di te. Ti sei bruciata? Si è bruciata! Così. Un pizzico di sale, me lo dai? Un altro po'. Buono, buonissimo. Iper speziato, buono, molto buono. Allora, recap veloce, Allora, faccio recap veloce, vai. cipolla tritata finemente, carne tritato di manzo Brava. messo così, Sì. poi hai messo Peperone. la paprika, giusto? Sì. Peperone tagliato a pezzetti Sì. e poi hai messo i fagioli neri che sono Brava. tipici messicani. Una mi sa, cosa giusto? volevo dire, sì, volevo dire una cosa, è un prodotto che potete speziare come volete, per cui potete aggiungere della curcuma, potete aggiungere del cumino, dello zenzero, quello che volete. Io la faccio così perché così mi è stata insegnata. Insegnata, bene, poi hai aggiunto lo zest che ha Sì. sempre il suo perché. Sì, e il miele. Questo Ah, è il condimento. Ok, E adesso andiamo a fare
le tacos. Dai, Cioè le tacos sono complete. Facciamo le tortillas. le tortillas. Facciamo piccolines. Dai, fai. Allora, cosa fai? Una pallina? Sì. Fammi vedere. Una pallina così. Più piccola, molto più piccola. Grande Questo ti questa? viene questo ti viene un tortigliones. Allora, Dai. Fai la pallina. Poi spolveriamo un po' di farina qui. Ti do il mattarello e come diceva mio zio Gianni, ora t'aspero che tu. Aspetta, che Va bene? che Dai. vuol dire? T'aspero che fai. Allora, che devo fare? Tacos, e che ne so, come si fa? Lo devi Tacos. fare diventare rotonda e piatta. Dai? È brava. Girala. Allargalo un po' col mattarello. No, allargalo un po', no, basta. Aspetta. Ecco, quando. No, devi fare, guarda, si fa così. Dai una passata di mattarello. Da qui verso qui. Da qui verso qui. Hai detto tu da qui verso... Ah, così, ok. Fermati, non troppo, e fai un mezzo giro. Ah, ok, quindi tu Fermati dici e fai un altro giro. in maniera da bilanciare. Fermati, fai un altro giro. E hai fatto la tortiglia. Così piccola? Sì. Va bene. Ah, tu pensavi che una volta che devo assaggiare? Ma che ne so, allora almeno ne facciamo 3 ciascuno. Non capito. Cioè, veramente. Guarda, invece cos'è io questa? ti voglio un po'. Dai, E fai per anche me? questa, fai anche questa. Mattarello. Dai. Mattarello, dai. Me l'hai rovinata, Te l'ho guarda. rovinata, riprendi. Cioè, Dai, mattarellos. No, un colpo e giri. un colpo e giri, ragazzi, non mi fate sbagliare. Un colpo e giri. Un colpo Vedi che e giri. facendo così vengono rotonde, lo vedi? Vedi? Cioè, le dovete fare No, piccole. così la allunghi. Sempre questo lavoro. No, di qua verso qua. Guarda che ho un'arma. Gira, così. Allora, secondo me ci siamo, Vabbè, sì, ci siamo. O no? Però ti voglio dire una cosa. Già l'avevamo fatto. No, dai, come l'avevamo fatta? sì, Non mi interessa, io dovevo voglio fare- queste mie. No. Io voglio queste. Io lo dovevo fare vedere che l'avevi fatta. Fammi vedere, queste tu le hai fatte col compasso. Sì, col compasso. coso, col coppa pasta. E allora, le fatte. guarda, facciamo una cosa. In questo frammento, mentre facciamo così, Sì? puliamo un attimino. Ne facciamo altre? Non si. Diamo i consigli per i consigli. E torniamo e tra poi facciamo poco. i tortigli. Cucina messicana oggi. Mexico e nuvole. E buona sana del consiglio per le consiglie. Beh, e lui poi si perde in queste piccole cose purtroppo, non ci Giulia. può fare niente. Ecco, siamo tornati. Vogliamo Allora. fare un recap di quello che abbiamo fatto? Dai, facciamo un recap. Oggi è Messico innanzitutto. Messico. Che stai facendo? Recap, No, il recap, fallo tu, recap, no, non mi ricordo dai. niente, mi fai confondere. Dai, fallo. Allora, stiamo facendo dei tacos messicanis. Abbiamo fatto il ripieno, che è questo. A base di com'era? Che cosa tritato, c'era? cipolla, peperoni, Cipolla. fagioli E neri, la paprika. La paprika. un filino di miele. Ah, il miele, è lo zest. È lo zest, È lo zest, perfetto. va bene. Allora, quindi piuttosto semplice, devo dire. E poi abbiamo fatto questi. Poi abbiamo fatto una come si cosa, chiamano l'abbiamo questi? legata con un po' di farina. Come l'hai legata? Non ce n'è. Non ce n'è filo, come l'hai legata? Zio Gianni, L'hai legata ce lo vuoi con- dire che vuoi dire legate? Allora, lo zio Gianni è messicano comunque. No. Allora, l'abbiamo legata, abbiamo un po' fatto di farina. più stretto, esatto, Esatto. un impasto più stretto con la farina. Esatto. Poi abbiamo fatto queste che sono delle, come si chiamano? Queste sono le tortillas. Le tortillas Per che fare devono essere piccoline i tacos. così, tacos, quindi no piadine e gragne, proprio piccoline Esatto, piccoline bravo. così. L'impasto, la ricetta dell'impasto la troverete poi alla fine della puntata con tutte le dosi, insomma, perfette in Allora, maniera io da non farei una sbagliare, proposta. oppure su Sicilia Play. Su Sicilia Play. Ok. Io farei una proposta. Dai, falla. Non facciamo le tacos adesso. No. E prepariamo il condimento per le altre tacos di Mares. Ah, quindi Ti ho piace? 2 tipi di tacos. Bene. Ti piace questa cosa? 2 tipi di tacos. Mi piace. Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. E allora facciamo così, spostiamo questo. Prendiamo questo qui che in Portogallo si chiama bacalao Baccalao. o bacalao.
e ti faccio fare Quindi una cosa. dalla Sicilia, eravamo in Spagna, come ci sei arrivato in Portogallo? Perché scusa? sono parenti. Se no, vabbè, ma il baccalà si fa anche in Spagna ed è tantissimo usato il baccalà in Spagna, sai? Prendiamo la Perez, così, e facciamo dei filettini così. Guarda, guarda, Desirà. Prendiamo la Perez, Sì. così. Così, così, così. Un altro pezzettino lo prendiamo? Dai, Desi? fallo un altro pezzettino. Facciamo. Non fare il tirchio. Ecco qua. Stai facendo cosa? Dei filetti stai facendo? Sì, dei filetti di bacalao. Poi abbiamo queste belle cozze. E voglio fare una cosa. E abbiamo Quella della che cos'è? pastella. Ah, la pastella! Una pastella per friggere. Mi dai Bene, la- senti, La pinza me la dai la io voglio pinza? sapere la ricetta della pastella così veloce Certo che te la veloce. dico, veloce veloce. Allora, la pastella è una ricetta quasi come se fosse un impasto da pizza, queste cose, perché ha le dosi più o meno uguali, capito? E ci va lo zucchero, farina, sale, lievito e ben idratata perché deve venire questa cosa così, capito? Ben idratata. Si vede, Vedi? anche di questa c'è la ricetta alla fine. Certo! Bene, E allora facciamo una cosa, guarda. Dobbiamo aspettare che l'olio sia già pronto, però ci prepariamo dove accogliere queste le cornie. Va bene? Prendiamo il pezzettino di bacalao. Essendo che è spagnolo, E andiamo in frittura. lo chiamiamo bacalas. Bacalas. Piace Baccalas. Quindi questi filettini così piccolini di Sì, perché baccalà, devono questi andare- bocconcini di devono baccalà. andare dove devono andare? Nella tacos, Bravas, come si chiama? bravas, Nella tacos. nella tortilla. Nella tortilla. Nella tacos, che cos'è il tacos? È quello il tacos? Tacos è questo, Cos'è? tacos è la cosa finita. Ah, il tacos, ok. Ecco qua. E ne possiamo uscire. Sono pronti i nostri filetti di baccalà, Bene. che in spagnolo abbiamo detto che si chiamano bacalas. Baccalas. Guardate che sono belli. Guardate che sono belli. E questo l'abbiamo fatto. E questa è fatta, ecco. E le mettiamo qua. Dobbiamo dare quel pochino di freschezza a questa fritturina. Sì, e come Come si lo fa? diamo? Con lo zest. Sì, esatto, sempre zest, tutto cose zest. Tutto zest. Prendiamo questo container, prendiamo le cozze. Sì. Mi dai un cucchiaio? Un cucchiaio addirittura. Yes. Un cucchiaio. Mettiamo un po' di cozze precedentemente pre-bollite. Come sono queste bollite semplicemente? Sì, scoppiate. Scoppiate, come scoppiate? Mi dai del Percy? Olive Eccolo. oil. Aspetta, questo lo mettiamo qua. Quindi cozze bollite, che hai fatto? Le hai condite con olio? Cosa hai messo? Cioè, ora ci mettiamo un po' di Percy, Sì? così. Abbondante, abbondantis. Mi prendi l'olio e il sale, per favore? Un po' di olio, un po' di sale, sì. Gracias. Allora, Salt. Questo ci va a dare, sai che cosa? Una freschezza che tu neanche immagini. Lemon, please. Mi sta metti sentendo? il limone Mi sta anche, sentendo un medico che le sa in sala operatoria. Sì. bisturi, quelli che fanno così. Sì. Allora, bene, quindi niente, delle cozze semplicemente bollite, le abbiamo fatte con abbiamo fatto e un le mettiamo succhetto, no? qua. Olio, prezzemolo e limone. Adesso togliamo questi, prendiamo la padella. Io farei prima le tue. Le mie, va le bene, tue. ci sono.
Signori, le sue sono le sue, Ma non sono le mie. non dovevano riposare, com'era quella storia? Sì, si riposa, hanno Le fai? riposato, ci cantano Ninna Nanna. E cantiamo un po' questo, dai. Ninna Nanna, Ninna, la Che taccosina si scemo. addormenta. Vabbè, allora, quindi, padella calda. Calda. Guarda, andiamo a preparare le tacos. Cominciamo con questa di qua. Diamo una spolveratina di questa farina in eccesso e la mettiamo. E le mettiamo là. Farina in eccesso e la mettiamo qua. Farina in eccesso E le mettiamo e la là. mettiamo là. Farina, Vabbè, dico, hanno capito. farina c'è in bisogno. eccesso. Hanno capito. Hanno capito, basta. E Allora. cominciamo. Già, loro stanno andando avanti e vi faccio vedere così. Nel frattempo mi serve un'altra frattempo? padellina piccolina piccolina, perché? Chiedimi Totino, perché ti serve la Totino, padellina? perché stai sporcando un'altra padella? Perché Che dobbiamo andiamo a fare? riscaldare il condimento. Ah, ok, Dammi un cucchiaio. va bene. Guarda così. Lo riscaldiamo un pochino. Mamma che odore che fa sto coso. Sì, eh sì, eh sì. Così. Queste sono le tacos, vedi? Le tortillas fatte e ora sono pronte. E dai. adesso sono pronte, allora. Sì. Lo sai perché non si colorano? Se io ci avessi messo nell'impasto un po' di zucchero diventavano brunite. Ah, ecco, Ma a quindi me la tortiglia si deve avere questo rimangono colore. così, come se fosse Deve del, avere questo del colore, pane, sì, no? sì. Rimane così. Quasi un paneazzimo, diciamo. Quasi un pane azzimo, vero? Dai. Queste le usciamo così. 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 Abbiamo fatto queste. Prendiamo un piatto che useremo questo di qua. Bene, quindi iniziamo a farcire questi tacos, giusto? Iniziamo. Quella Iniziamo. tradizionale. Bene. Quindi la Prendiamo classica la- messicana, La fagioli pieghiamo neri. così. Ecco qua. Quindi questa diciamo è la classica messicana, giusto? Oh, yes. Allora, scusa, Adesso- ma non potevi comprare i portatacos, Hai sai che ci ragione, sono? hai ragione, però io mi sono dimenticato di comprarli, capito? Va bene. Poi pensi, mi vuoi dire quante signore hanno il portatacos? Vabbè, a se casa? uno pensa di farli va a cercare i portatacos. Lo che posso ne prendere so. con le mani? Prendilo con le mani, dai. Adesso lo mettiamo così. Mi dai lo stuzzico? Se non ce l'avete, ecco, una buona soluzione è lo stuzzicadente, giusto? Messi così. E voilà. E messi così. Messi così. Messi così. Ah, questa è doppio pesce, metti le cozze e metti il Sì, baccalà. anche sì, certo. Prendiamo un filettino di baccalà. Mi dai Eccolo qua. uno stuzzicas. Nel frattempo diamo una pulita e assaggiamo. Dai, che dici? va Vai. bene. E qui ci sono le piccole tacos che abbiamo fatto. Bene, Si possono fare più meraviglioso. grandi, più piccole. No, come le si vuole. tacos forse sono Allora, così, piccoline. assaggia la tradizionale. Assaggia la tradizionale messicana, leva lo Mi devi dire stuzzicadenti com'è? e ti dico subito Gliel'avrei com'è. lasciato, gliel'avrei lasciato. È buonissimo. È buono, eh? Ah, Un po' piccolo, però. non ce n'è. E le altre le facciamo dopo, no? Sì, quelle che sono rimaste le facciamo, vero? Vabbè, ma tanto tu arrivi a casa e te le puoi fare. Tranquillamente. Lei è brava. Lei con il Messico, No, dico me le porto, queste che sono lei rimaste. messicani davanti alla casa. Che c'entra i cani, scusa? Messicani. Messicani. Le tacos Vabbè, ragazzi. messicane. È meglio che non ci penso. E va? adesso mi assaggi quella di mare con il baccalà, con quel contrasto
che ti ho Ma messo. dove lo trovate, ragazzi? Dai. Che sì. Sei maleducato, sto finendo. Oh, scusi signora, non volevo. Allora, fai un recap della puntata di oggi, dai. Recappiamo. Abbiamo fatto le tacos. Abbiamo fatto le tacos che si fanno con le tortillas, abbiamo fatto un condimento tradizionale di chili e fagioli, poi abbiamo fatto del baccalà, delle cozze fatte condite con olio, sale e un po' di limone e adesso assaggi questa col baccalà. Vediamo com'è. Però poi troverete tutto su Sicilia Play. Mi raccomandei. Va Il bene. baccalà, ragazzi, la tacos col baccalà. Baccalà. Ma Questa è chi una me mia lo doveva invenzione, dire a me? questa è la mia E invenzione. lo sapevo, l'avevo immaginato, guarda. Dimmi. E quella cozza dentro del limone, senti? Guarda, non ti posso dire niente, veramente. Dimmela una cosa. Bravo, Grazie. complimenti. Davvero? Attenta, sta colando, sta colando. Sta colando, sta colando, sta colando a me. Quello me lo incarti che me lo porto. Dai, così non cola. Grazie. No, era... Buono. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Con questo è stato il massimo. E poi la Cioè, pastella, lei mette il ragazzi. petto per non colare e lei prende e se lo mangia. Quella pastella, ma che ne sapete voi? Tacos chili e fagioli. Per la tortillas 250 g di farina 00, 120 g di acqua, 30 g di olio di semi, 5 g di sale, mezzo cucchiaino di bicarbonato. Per il ripieno 400 g di carne macinata, 400 g di fagioli rossi o neri, 2 peperoni, mix di paprika dolce, piccante, cumino, un cucchiaino di miele, una cipolla grossa, olio evo, sale e pepe quanto basta, tacos di mare. Per il ripieno 300 g di filetti di baccalà, 300 g di cozze scoppiate. Per la pastella 250 g di farina 0, 15 g di zucchero, 20 g di olio di semi, 5 g di sale, 6 g di lievito di birra.